Buongiorno carissime, buongiorno carissimi. Oggi continuiamo la lettura del libro Cuore e l'episodio che vi leggo adesso si intitola Il figliuolo del fabbro ferraio. Io stimo molto anche Precossi ed è troppo poco il dire che lo stimo. Precossi, il figliuolo del fabbro ferraio, quello piccolo, smorto, che ha gli occhi buoni e tristi e un'aria di spaventato così timido che dice a tutti: scusami, scusami, sempre malaticcio e che pure studia tanto. Suo padre rientra in casa ubriaco d'acquavite e lo batte senza un perché al mondo. Gli butta in aria i libri e i quaderni con un rovescione ed egli viene a scuola con i lividi sul viso, qualche volta col viso tutto gonfio e gli occhi infiammati dal gran piangere. Ma mai, mai che gli si possa far dire che suo padre l'ha battuto. È tuo padre che t'ha battuto, gli dicono i compagni. Ed egli grida subito: non è vero, non è vero, per non far disonore a suo padre. Questo foglio non l'hai bruciato tu, gli dice il maestro, mostrandogli il lavoro mezzo bruciato. Sì, risponde lui con la voce tremante, sono io che l'ho lasciato cadere sul fuoco. Eppure noi lo sappiamo bene che è suo padre ubriaco che ha rovesciato tavolo e lume con una pedata, mentre egli faceva il suo lavoro. Egli sta in una soffitta della nostra casa, dall'altra scala. La portinaia racconta tutto a mia madre. Mia sorella Silvia lo sentì gridare dal terrazzo un giorno che suo padre gli fece fare la scala a capitomboli perché gli aveva chiesto dei soldi da comprare la grammatica. Suo padre beve, non lavora e la famiglia patisce la fame. Quante volte il povero Precossi viene a scuola digiuno, e rosicchia di nascosto un panino che gli dà Garrone o una mela che gli porta la maestrina della penna rossa, che fu sua maestra di prima inferiore. Ma mai che gli dica: ho fame, mio padre non mi dà da mangiare. Suo padre viene qualche volta a prenderlo, quando passa per caso davanti alla scuola. Pallido, malfermo sulle gambe, con la faccia torva, coi capelli sugli occhi e il berretto per traverso. E il povero ragazzo trema tutto quando lo vede nella strada. Ma tanto gli corre incontro sorridendo e suo padre par che non lo vede e pensi ad altro. Povero Precossi, egli si ricuce i quaderni stracciati, si fa imprestare i libri per studiare la lezione, si riattacca i brindelli della camicia con degli spilli ed è una pietà a vederlo far la ginnastica con quegli scarponi che ci sguazza dentro, con quei calzoni che strascicano e quel giacchettone troppo lungo con le maniche rimboccate sino ai gomiti. E studia, si impegna. Sarebbe uno dei primi se potesse lavorare a casa tranquillo. Questa mattina è venuto a scuola col segno di un'unghiata sopra una gota e tutti a dirgli: è stato tuo padre, non lo puoi negare stavolta, è tuo padre che t'ha fatto quello. Dillo al direttore che lo faccia chiamare in questura. Ma egli s'alzò tutto rosso, con la voce che tremava dallo sdegno. Non è vero, non è vero, mio padre non mi batte mai. Ma poi, durante la lezione, gli cascavano le lacrime sul banco e quando qualcuno lo guardava si sforzava di sorridere. Povero Precossi, domani verranno a casa mia De Rossi, Coretti e Nelli. Lo voglio dire anche a lui che venga e voglio fargli far merenda con me, regalargli dei libri, mettere sottosopra la casa per divertirlo e riempirgli le tasche di frutte per vederlo una volta contento. Povero Precossi, che è tanto buono e ha tanto coraggio. Un altro episodio che si intitola Una bella visita. Ecco uno dei giovedì più belli dell'anno per me.
Alle 2 in punto vennero a casa De Rossi e Coretti, con Nelli, il gobbino, precossi. Suo padre non lo lasciò venire. De Rossi e Coretti ridevano ancora che avevano incontrato per strada Crossi, il figliuolo dell'erbivendola, quello del braccio morto e dei capelli rossi, che portava a vendere un grossissimo cavolo e col soldo del cavolo doveva poi andare a comprare una penna. Ed era tutto contento perché suo padre ha scritto dall'America che lo aspettassero di giorno in giorno. Oh, le belle 2 ore che abbiamo passate insieme! Sono i 2 più allegri della classe, De Rossi e Coretti. Mio padre ne rimase innamorato. Coretti aveva la sua maglia color cioccolata e il suo berretto di pelo di gatto. È un diavolo che sempre vorrebbe fare, rimestare, sfaccendare. Aveva già portato sulle spalle una mezza carrata di legna la mattina presto. Eppure galoppò per tutta la casa, osservando tutto e parlando sempre, arzillo e lesto come uno scoiattolo, e passando in cucina domandò alla cuoca quanto ci fanno pagare la legna al grammo, che suo padre la dà a 45 centesimi. Sempre parla di suo padre, di quando fu soldato nel 49° reggimento, alla battaglia di Custoza, dove si trovò nel quadrato del principe Umberto, ed è così gentile di maniere. Non importa che sia nato e cresciuto fra la legna, egli l'ha nel sangue, nel cuore la gentilezza, come dice mio padre. E De Rossi ci divertì molto. Egli sa la geografia come un maestro. Chiudeva gli occhi e diceva: ecco, io vedo tutta l'Italia, gli Appennini che s'allungano sino al Mar Ionio, i fiumi che corrono di qua e di là, le città bianche, i golfi, i semi azzurri, le isole verdi. E diceva i nomi giusti per ordine rapidissimamente, come se leggesse sulla carta. E a vederlo così, con quella testa alta, tutta riccioli biondi, con gli occhi chiusi, tutto vestito di turchino coi bottoni dorati, diritto e bello come una statua, tutti stavamo in ammirazione. In un'ora egli aveva imparato a mente quasi 3 pagine, che doveva recitare dopodomani, per l'anniversario dei funerali di Re Vittorio. E anche Nelli lo guardava con meraviglia e con affetto, stropicciando la falda del suo grembiulone di tela nero e sorridendo con quegli occhi chiari e melanconici. Mi fece un gran piacere quella visita. Mi lasciò qualche cosa come delle scintille nella mente e nel cuore. E anche mi piacque, quando se ne andarono, vedere il povero Nelli in mezzo agli altri 2, grandi e forti, che lo portavano a casa a braccetto, facendolo ridere come non l'ho visto ridere mai. Rientrando nella stanza da mangiare, m'accorsi che non c'era più il quadro che rappresenta Rigoletto, il buffone goppo. L'aveva levato mio padre perché Nelli non lo vedesse. Un altro episodio che si intitola I funerali di Vittorio Emanuele. Quest'oggi alle 2, appena entrato nella scuola, il maestro chiamò De Rossi, il quale s'andò a mettere accanto al tavolino, in faccia a noi, e cominciò a dire col suo accento vibrato, alzando via via la voce limpida e colorandosi in viso: 4 anni or sono, in questo giorno, a quest'ora, giungeva davanti al Pantheon a Roma il carro funebre che portava il cadavere di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, morto dopo 29 anni di regno, durante i quali la grande patria italiana, spezzata in 7 stati e oppressa da stranieri e da tiranni, era risorta in uno stato solo, indipendente e libero, dopo un regno di 29 anni, che gli aveva fatto illustre e benefico col valore, con la lealtà, con l'ardimento nei pericoli, con la saggezza nei trionfi, con la costanza nelle sventure.
Giungeva il carro funebre, carico di corone, dopo aver percorso Roma sotto una pioggia di fiori, tra il silenzio di un'immensa moltitudine addolorata, accorsa da ogni parte d'Italia, preceduto da una legione di generali e da una folla di ministri e di principi, seguito da un corteo di mutilati, da una selva di bandiere, dagli invitati di 300 città, da tutto ciò che rappresenta la potenza e la gloria d'un popolo. Giungeva dinanzi al tempio augusto dove l'aspettava la tomba. In questo momento 12 corazzieri levavano il feretro dal carro. In questo momento l'Italia dava l'ultimo addio al suo re morto, al suo vecchio re che l'aveva tanto amata, l'ultimo addio al suo soldato, al padre suo, ai 29 anni più fortunati e più benedetti della sua storia. Fu un momento grande e solenne. Lo sguardo, l'anima di tutti trepidava tra il feretro e le bandiere abbrunate degli 80 reggimenti dell'esercito d'Italia, portate da 80 ufficiali, schierati sul suo passaggio, poiché l'Italia era là, in quegli 80 segnacoli che ricordavano le migliaia di morti, i torrenti di sangue, le nostre più sacre glorie, i nostri più santi sacrifici, i nostri più tremendi dolori. Il feretro, portato dai corazzieri, passò, e allora si chinarono tutte insieme in atto di saluto le bandiere dei nuovi reggimenti, le vecchie bandiere lacere di Goito, di Pastrengo, di Santa Lucia, di Novara, di Crimea, di Palestro, di San Martino, di Castelfidardo. 80 veli neri caddero, 100 medaglie urtarono contro la cassa, e quello strepito sonoro e confuso che rimescolò il sangue di tutti fu come il suono di 1000 voci umane che dicessero tutti insieme: addio, buon re, prode re, leale re, tu vivrai nel cuore del tuo popolo finché splenderà il sole sopra l'Italia. Dopodiché le bandiere si rialzarono alteramente verso il cielo e Re Vittorio entrò nella gloria immortale della tomba. E adesso segue un episodio che si intitola Franti, cacciato dalla scuola. Uno solo poteva ridere mentre De Rossi diceva dei funerali del re, e Franti rise. Io detesto costui, è malvagio. Quando viene un padre nella scuola a fare una partaccia al figlio, egli ne gode. Quando uno piange, egli ride. Trema davanti a Garrone e picchia il muratorino perché è piccolo. Tormenta Crossi perché ha il braccio morto. Schernisce Precossi, che tutti rispettano. Burla perfino Robetti, quello della seconda, che cammina con le stampelle, per aver salvato un bambino. Provoca tutti i più deboli di lui, e quando fa a pugni si inferocisce e tira a far male. C'è qualcosa che mette ribrezzo su quella fronte bassa, in quegli occhi torbidi, che tien quasi nascosti sotto la visiera del suo berrettino di tela cerata. Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può, nega con una faccia invetriata, è sempre in lite con qualcheduno. Si porta a scuola degli spilloni per punzecchiare i vicini. Si strappa i bottoni della giacchetta e ne strappa gli altri e li gioca. E ha cartella, quaderni, libro, tutto sgualcito, stracciato, sporco, la riga dentellata, la penna mangiata, le unghie rose, i vestiti pieni di frittelli e di strappi che si fa nelle risse. Dicono che sua madre è malata dagli affanni che egli le dà e che suo padre lo cacciò di casa 3 volte. Sua madre viene ogni tanto a chiedere informazioni e se ne va sempre piangendo. Egli odia la scuola, odia i compagni, odia il maestro. Il maestro finge qualche volta di non vedere le sue birbonate ed egli fa peggio. Provò a pigliarlo con le buone,
ed egli se ne fece beffe. Gli disse delle parole terribili ed egli si coprì il viso con le mani come se piangesse e rideva. Fu sospeso dalla scuola per 3 giorni e tornò più tristo e più indolente di prima. Derossi gli disse un giorno: «Ma finiscila, vedi che il maestro ci soffre troppo». Ed egli lo minacciò di piantargli un chiodo nel ventre. Ma questa mattina, finalmente, si fece scacciare come un cane. Mentre il maestro dava a Garrone la brutta copia del Tamburino sardo, il racconto mensile di gennaio, da trascrivere, egli gettò sul pavimento un petardo che scoppiò facendo rintronar la scuola come una fucilata. Tutta la classe ebbe uno scossone. Il maestro balzò in piedi e gridò: «Franti, fuori di scuola!» Egli rispose: «Non sono io», ma rideva. E il maestro ripeté: «Va fuori!» «Non mi muovo», rispose. Allora il maestro perdette i lumi, gli si lanciò addosso, lo afferrò per le braccia, lo strappò dal banco. Egli si dibatteva, digrignava i denti, si fece trascinar fuori di viva forza. Il maestro lo portò quasi di peso dal direttore e poi tornò in classe, solo, e sedette al tavolino, pigliandosi il capo fra le mani, affannato, con un'espressione così stanca e avvilita che faceva male a vederlo. «Dopo 30 anni che faccio scuola», esclamò tristemente, crollando il capo. Nessuno fiatava. Le mani gli tremavano dall'ira e la ruga diritta che ha in mezzo alla fronte era così profonda che pareva una ferita. Povero maestro, tutti ne pativano. Derossi si alzò e disse: «Signor maestro, non si affligga, noi le vogliamo bene». E allora egli si rasserenò un poco e disse: «Riprendiamo la lezione, ragazzi». Bene, per oggi terminiamo la lezione qui. Abbiamo ancora tante belli avvenimenti da leggere, tante belle cose. Per oggi ci fermiamo. Vi auguro di passare una bella giornata e vi abbraccio con tanto affetto. Grazie a tutti.